Enrico Benetta da Montebelluna. È lui l'artista veneto chiamato a Sanremo per il festival. Niente paura, non canterà. Il suo talento non è nella voce. No, non perché canto né perché ballo, anche se sarebbe stato il mio sogno. Cioè, sì, la città di Sanremo verrà proprio contaminata con 5 grandi installazioni. Concettualmente è il fatto che proprio tutta la città di Sanremo diventi la cassa di risonanza per l'anima e per la musica. Le sue opere accenderanno le strade di Sanremo durante il festival, ma già oggi Enrico Benetta ha portato dalla Biennale di Venezia il suo ultimo capolavoro nel chiostro del Museo Civico di Bassano. Si tratta di un fiore di Tarassaco. Il dandelion è quel piccolo fiore che, tradizione vuole, sia in grado di realizzare un desiderio nascosto se, in un unico soffio, si riesce a far prendere il volo a tutti i suoi minuscoli e piumati pistilli bianchi. Un'opera fluida, non statica, ma che si muove nell'aria, che emoziona. Ogni lettera è un seme, il seme dell'arte, della cultura, della poesia. Il fiore nell'ultima parte della sua fioritura diventa proprio seme e il vento lo sparge in tutti i luoghi circostanti, nell'acqua eccetera, proprio per poter riprodursi in luoghi diversi. E quindi questo è proprio quest'idea di questo concetto che la poesia come dire, si diffonda nell'aria e contamini un po' tutto il mondo.